Improvvisamente non respira più. Bimbo di 9 mesi muore all'asilo nido privato. La tragedia è avvenuta a Paese. I genitori del piccolo sotto shock in ospedale. Ennesima tragedia sul lavoro, a perdere la vita un camionista di 48 anni di Arcade che lascia una moglie e 2 figlie. È stato travolto dalla sponda di un camion. Il dramma a Spresiano. Drammatico incidente a Noventa Vicentina, 81enne ha un malore alla guida e muore. Con la sua auto travolge una giovane mamma, lei gravissima, ferito il bimbo in carrozzina. Prima di morire per un tumore ha incaricato il marito di pubblicare una lettera d'addio su Facebook dopo la sua morte per salutare tutti gli amici. Le toccanti parole della padovana Maria Luisa Pavanello. Doveva essere un autunno cruciale per la crescita delle imprese, ma i punti dello spread in rialzo e i nuovi rincari potrebbero essere un freno. L'appello di Confindustria Veneto Est al governo. Ieri sera in municipio ad Olo la consegna dell'encomio a Marco Carraro e Niccolò Gomiero, i 2 diciassettenni che lo scorso 14 settembre hanno salvato la vita a un anziano caduto nel Naviglio Brenta. Fine settimana dedicato alle famiglie, al gioco dei mattoncini colorati. Il centro storico di Vicenza si attrezza per ospitare gratuitamente i bimbi di tutte le età attorno ai tavoli. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la tragedia di Paese. La comunità è sotto shock per la morte all'asilo nido di Porcellengo di un bimbo di soli 9 mesi. Apparentemente una morte bianca. I genitori sconvolti sono stati trattenuti in ospedale e sono seguiti da uno psicologo, ma ci racconta tutto Lina Paronetto. Morto nel lettino dell'asilo nido a 9 mesi. Quando le educatrici si sono accorte che il piccolo non respirava, hanno subito chiamato i soccorsi, ma gli operatori del SUEM 118, pur tentando una disperata rianimazione del bambino, hanno dovuto dichiararne la morte per arresto cardiocircolatorio. È accaduto all'asilo nido Raggio di Luna di Porcellengo di Paese, struttura per bambini da 0 a 3 anni di proprietà della parrocchia, affittata un paio d'anni fa allo stesso team che ha in gestione l'asilo Luna d'Oro di Quinto di Treviso. Apparentemente una morte bianca, quella del piccolo figlio di una coppia di Castagnole. Ora sarà un'eventuale autopsia sul corpicino del bimbo a cercare di chiarire l'origine del malore fatale. La responsabile della struttura e il legale non hanno voluto rilasciare dichiarazioni sull'accaduto, che ha profondamente scosso anche le insegnanti. No, guardi, anche per rispetto alla famiglia, nessun tipo di commento. Il via vai dall'asilo dei sanitari ha allarmato la piccola frazione. La notizia è in breve circolata, raggiungendo la sindaca di Paese, Katia Uberti. Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire, mai che ti fossero riportate. Un bimbo così piccolo, cioè, a nome dell'amministrazione della comunità ci stringiamo al dolore dei familiari, che sicuramente è una tragedia immane. I genitori sotto shock sono stati trattenuti in ospedale per la notte, seguiti da uno psicologo dell'ULSS 2. Impossibile capacitarsi di una perdita così improvvisa, inspiegabile, straziante. Come amministrazione posso solo dire che siamo a disposizione della famiglia, anche se comunque un dolore così non è facile da superare, da affrontare sicuramente. Purtroppo, ripeto, siamo ancora tutti sconcertati da questo fatto. Marca trevigiana che tra l'altro registra anche l'ennesimo incidente letale sul luogo di lavoro. È successo questa mattina in una cava, in un'azienda di Spresiano, a perdere la vita un uomo di 48 anni. Ti dico la verità, io l'ho trovato e l'ho trovato così, non c'era nessuno, quindi non so... Quindi non c'erano testimoni questa mattina quando è successo il fatto? No. Quindi l'ha trovato lei, sostanzialmente ha lanciato lei l'allarme? Sì, e adesso devo andare ai carabinieri. È stato questo collega a trovare Andrea Toffoli, 48 anni, esanime, accanto al camion che stava manutentando. L'incidente nella prima mattina alla Canziani Inerti, in strada delle Fornaci a Spresiano, a uccidere Toffoli travolgendolo una delle sponde del mezzo pesante. Non ci sarebbero testimoni diretti della tragedia. Inutile ogni tentativo di soccorso. Lo stesso elicottero del SUEM, appena decollato dal cafoncello, è stato fatto subito rientrare. Sul posto, oltre ai sanitari, vigili del fuoco, carabinieri, Spisal, quasi 3 ore di rilievi, poi il corpo è stato affidato al carro funebre.
Toffoli, nato a Vittorio Veneto ma residente ad Arcade, lascia la moglie Loretta e 2 figlie di 15 e 18 anni. Nel corso della mattinata i familiari arrivano alla spicciolata. A trovare la forza di parlare il cognato Fortunato Bettiolla, che in poche parole tratteggia l'uomo e il lavoratore. Un bravo camionista, chiedete ai suoi colleghi, vi dirà che era un bravo ragazzo. Dicono tutti che era anche esperto del suo lavoro. Bravissimo, sì, non riusciamo a capire come mai sia successo questo. Un interrogativo doloroso che accomuna familiari e colleghi, come Iaia. Purtroppo stamattina abbiamo parlato qua. Scusami. Era un amico. Sì, era un amico. Perché anche lui, quando sono arrivato qua, mi ha aiutato tanto. Io non avevo esperienza, le prime manovre, lui mi ha aiutato tanto. Quindi lui era esperto, ti ha aiutato? Sì. Era uno esperto. Ora bisognerà capire se Toffoli abbia operato in sicurezza, se sia stato un errore umano, se la tragedia sul lavoro, l'ennesima nella Marca, potesse essere evitata. Abbiamo dei sabati programmati, che quando si fa manutenzione si va a Spresiano, dove abbiamo l'officina. Qua ti vieni a pulire la cabina, al sabato qui che vuole pulirsi la cabina e basta, insomma, se no per fare le manutenzioni giù si va a Spresiano. Scontata l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo, in azienda per il momento c'è poca voglia di parlare. Ci sono i carabinieri, vi daranno delle dinamiche. Quando potete venire a vedere, vi diranno loro. Sotto shock quindi l'intera comunità di Arcade, dove Toffoli era molto noto anche per il suo impegno di donatore. Di una strage continua parlano i sindacati e non solo. Il destino beffardo ha voluto che proprio in mezzo che lui guidasse ne fosse proprio la causa, è una tristezza che tantissima brava gente esce per lavorare e poi non ritorna più a casa per pranzo alla famiglia, perché credo comunque oggi a pranzo, oggi era sabato, sarebbe stato a pranzo oggi Andrea come di consueto, insomma fanno tutti gli operai, tutte le persone insomma. Doveva essere il giorno del riposo della famiglia, per Andrea Toffoli è stato invece l'ultimo giorno. Così il cordoglio del sindaco di Arcade e dell'intera comunità, dove il 48enne era molto noto anche per il suo impegno nell'Avis. L'ennesimo incidente mortale sul lavoro in un anno nero per la Marca trevigiana, iniziato poco distante dall'azienda Canziana alla cava Mosole, quando il 16 gennaio morì un 31enne sepolto dalla ghiaia. Una strage continua, tuonano CGIL e CISL della Marca. Di una morte ingiusta parla la deputata del PD Rachele Scarpa. La sicurezza evidentemente non è una priorità, dice. Davanti ai cancelli della ditta anche gli esponenti dell'associazione per Mattia Battistetti, il ragazzo morto in un cantiere a Montebelluna nel 2021 e la rifondazione comunista. È una strage che non è più tollerabile. Siamo di fronte a una continua sequela di omicidi sul lavoro, in particolar modo in questo territorio, in particolar modo nelle attività afferenti al ciclo del cemento. Un pensiero innanzitutto a chi ha perso la vita oggi sul posto di lavoro e ai suoi familiari. La seconda cosa che ci viene da dire è esprimere tutta la nostra rabbia e indignazione per quello che continua a succedere. Noi stiamo raccogliendo le firme per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e di lesioni gravi e gravissime, che è una proposta di legge iniziativa popolare. Credo che sia proprio necessario che ci sia una mobilitazione anche popolare per questo. Subito a Noventa Vicentina per un altro evento drammatico, un pensionato colto da malore, ha centrato con l'auto una coppia di quarantenni a passeggio con un bimbo di 5 anni. Tragedia della strada in tarda mattinata a Noventa Vicentina, un morto e 2 feriti, tutti residenti in città. È accaduto verso le 11:15 lungo via Angussola, una via nella prima periferia. Un uomo di 81 anni alla guida di una Nissan Micra, molto probabilmente colpito da un malore improvviso che risulterà poi fatale, ha perso il controllo del mezzo, centrando con l'auto una famigliola a passeggio su uno slargo, una giovane coppia con un bimbo su una carrozzina. Il marito è rimasto praticamente illeso, la mamma invece è stata colpita in pieno e scaraventata in un fossato, mentre l'auto ha proseguito la sua corsa finendo contro un parapetto della carreggiata. Immediato l'arrivo dei soccorsi, la donna è apparsa subito in gravi condizioni e è stata elitrasportata all'ospedale di Vicenza, ferito anche se in modo lieve il bimbo che fortunatamente ha riportato solo lievi contusioni. Sotto shock il padre portato all'ospedale di Noventa. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere il guidatore ottantenne ormai privo di vita.
Un evento drammatico che ha scosso 90. È stata colpita una signora che era a passeggio con il marito e il figlio più piccolo, è stata l'unica a essere colpita, fortunatamente non è in pericolo di vita, comunque le auguriamo pronta guarigione. Prima di cadere a terra la signora è riuscita a spingere il figlio lontano dall'auto e quindi è stata veramente anche coraggiosa. Ci stringiamo attorno alla famiglia dell'anziano che purtroppo è deceduto per questo malore e ovviamente auguriamo pronta guarigione alla signora ricoverata in ospedale. E saranno celebrati martedì prossimo nel Santuario della Beata Vergine della Salute di Monteortone i funerali di Maria Grazia Forgette e della figlioletta Gioia, 39 e 5 anni, decedute nel terribile incidente di mercoledì scorso lungo l'autostrada A13 tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Lunedì sera alle 20:30 ci sarà la recita del Rosario. Michele Petriccione, padre e marito, unico superstite della tragedia, ha deciso di organizzare i funerali a Monteortone, nella parrocchia dove la figlia fino allo scorso giugno aveva frequentato la scuola materna. Rimaniamo nel Padovano. Prima di morire per un tumore ha incaricato il marito di pubblicare una lettera d'addio su Facebook dopo la sua morte per salutare tutti gli amici. Queste le toccanti parole della padovana Maria Luisa Pavanello. Ha voluto salutare tutti con una lettera d'addio pubblicata sui social per raggiungere familiari e amici. Maria Luisa Pavanello, moglie di Maurizio Francescon, storico direttore della Confesercenti di Padova, ha incaricato proprio il marito di pubblicare il suo messaggio solo dopo la morte sopraggiunta a causa di una grave forma tumorale. Una lunga lettera per salutare ma anche per ringraziare la vita che, seppur breve, le ha regalato gioia, amore e amicizie. Sono parole, quelle scritte da Maria Luisa, che hanno il sapore di un ultimo abbraccio che consola chi rimane. Che dire, la vita è bella, corta ma tanto bella e va vissuta in ogni suo momento, quelli felici e quelli meno, prendendoci tutto quello che ci può essere dato. Scrive ringraziando la famiglia e anche tutta la comunità medica che l'ha assistita e curata in questi anni di malattia. Spero di aver aiutato qualcuno in questi anni, magari con un briciolo di consiglio, con una battuta, chiude Maria Luisa Pavanello, salutando la vita e tutto quello che le ha donato. A Venezia per la morte in psichiatria mentre si attende l'esito dell'autopsia che rivelerà le cause della morte di Bruno Modenese salgono a 3 gli iscritti nel registro degli indagati, 2 infermieri e ora anche un medico. Oltre ai 2 infermieri, con l'iscrizione al registro degli indagati per omicidio preterintenzionale in concorso dello psichiatra che ha accolto in reparto Bruno Modenese la notte del 16 settembre, salgono a 3 le persone che potrebbero essere responsabili della sua morte. Il fatto che ci sia un terzo indagato in questa vicenda, che è un medico psichiatra dell'ospedale civile di Venezia, sta a significare che la procura veneziana intende eseguire un'indagine a tutto tondo, a 360 gradi, per scoprire la verità e a fini di giustizia come normalmente dovrebbe essere. Arrivato al pronto soccorso dell'ospedale civile di sua iniziativa perché da giorni non stava bene, il 45enne era poi stato accompagnato in stato di agitazione in reparto, dove secondo una prima ricostruzione sarebbe andato in escandescenze, forse alla vista di un ago di cui aveva paura, e per placarlo potrebbero aver usato la violenza che poi l'ha portato alla morte. Ma solo l'autopsia, il 5 ottobre, potrà stabilire con certezza cosa sia accaduto. I prossimi congiunti del povero Bruno Modenese hanno accolto positivamente questa notizia. I loro difensori, e quindi il sottoscritto, unitamente all'avvocato Alberini, all'avvocato De Biasi e all'avvocato Vianello, hanno cercato di spiegare loro che bisognerà comunque attendere i risultati degli accertamenti tecnici non ripetibili in corso, a garanzia di tutti i soggetti che sono coinvolti in questo procedimento e quindi a garanzia anche degli indagati e dei prossimi congiunti. I consulenti medico-legali dovranno stabilire quale sia stata la causa del decesso di Modenese, se riconducibile a condotte violente o se siano intervenuti fattori esogeni anche di ordine chimico, tossicologico o di altra natura. A Padova un primario pestato senza un perché, ci sono 2 ventenni verso il processo.
Andranno a processo i due ventenni accusati di aver pestato di botte. Il 15 ottobre dello scorso anno il direttore della clinica ginecologica e ostetricia di Padova, il professor Roberto Tozzi. Il medico, 52enne, era stato aggredito per un'incomprensione stradale. Lui era alla guida di un monopattino e stava andando a prendere la figlia. I due ragazzi di 24 e 22 anni che andranno a processo invece erano in auto e stavano tornando dopo una festa. Alla rotonda di via Trieste è iniziata l'aggressione da parte di due giovani che hanno sbarrato la strada al medico. Il 24enne di origine bosniaca, dopo essere sceso dalla macchina, ha pestato il professore. Ora è accusato di lesioni volontarie aggravate da futili motivi e di omissione di soccorso. Il 22enne, che era accanto a lui, residente a Noventa Padovana, invece è accusato di omissione di soccorso e favoreggiamento. Il medico ha subito frattura allo zigomo e cicatrici permanenti. Ci sono poi i temi dell'economia, con un appello chiaro, preciso, diretto di Confindustria Veneto Est del suo presidente al governo in vista di un autunno tutto sommato non facile. Doveva essere un autunno cruciale per la crescita delle imprese, ma i punti dello spread in rialzo e i nuovi rincari dell'energia elettrica potrebbero fermare il comparto. Il presidente di Confindustria Veneto Est spinge perché nella manovra di governo sia marcato il sostegno al mondo dell'imprenditoria. È un autunno in cui le aziende stanno scaricando a terra il backup di ordini che le aziende hanno, quindi il fatturato si stanno scaricando e purtroppo il mercato sta rallentando. E come ricordava, i tassi stanno crescendo, quindi sicuramente sarà un autunno complicato. Quello che cerchiamo di spingere e di mettere a terra invece sono i nuovi investimenti, perché abbiamo bisogno di continuare ad investire per rendere le nostre aziende, la nostra manifattura sempre più avanzata e tecnologica, e quindi per questo noi ci auguriamo che nella manovra possa entrare a pieno titolo un nuovo capitolo Industry 4.0, Industry 5.0, che possa permettere e quindi anche bilanciare gli alti tassi di interesse e possa permettere quindi alle aziende di investire avendo il beneficio del credito d'imposta. Parliamo adesso di alluvioni e sicurezza idrogeologica. A Padova questa mattina anche il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Comunicare il rischio e rendere consapevoli sui comportamenti da adottare in caso di eventuali alluvioni. Questo è l'obiettivo dell'Osservatorio dei cittadini sulle piene, che questa mattina a Padova ha visto anche la partecipazione del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Il rischio zero non esiste, come si sa, serve un nuovo piano nazionale per mitigare il rischio alluvioni. Ma se il piano non è accompagnato da una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini, ogni sforzo che arriva dal centro rischia di apparire vano, inutile, superfluo. Un evento che coinvolge le istituzioni e i cittadini per creare un piano di gestione del rischio alluvioni nel territorio veneto del Brenta Bacchiglione. L'osservatorio non solo offre tecnologie di comunicazione rivolte alla cittadinanza, ma anche strumenti alle autorità per poter migliorare la programmazione con il dovuto anticipo delle varie fasi di gestione dell'emergenza. Quindi è uno strumento assolutamente innovativo che fa parte della prevenzione non strutturale. La Protezione Civile si occupa di previsione, prevenzione, di gestione dell'emergenza e post-emergenza. Per quanto riguarda la prevenzione strutturale, la Regione è in campo anche su questo fronte. Basti pensare che abbiamo attuato un piano già da parecchi anni che prevede 3,2 miliardi di euro di opere, di questi ne abbiamo già realizzate più della metà, e tra di essi ci sono consolidamenti arginali, briglie, insomma tutta una serie di opere, fra cui anche 24 bacini di laminazione. L'Osservatorio dei cittadini sulle piene è una misura prevista all'interno del piano di gestione del rischio alluvioni finanziato dal Ministero dell'Ambiente e vuole anche aumentare le capacità di adattamento nelle comunità durante gli eventi alluvionali. Giornata importante perché protezione civile, vigili del fuoco sono attrezzati e sanno cosa devono fare. È importante che capisca anche la gente, la popolazione, cosa deve fare in caso di emergenza. Siamo su un piano molto importante con il bacino alpi orientali, proprio perché siano consapevoli che quando c'è un sottopasso allagato, un torrente in piena, non è bello farsi i selfie e farlo girare in rete, questo è importante stare attenti. Ieri sera il sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto, ha consegnato un encomio in un alloggio a questi due ragazzi, Marco Carraro e Niccolò Gomiero, i due 17enni che lo scorso 14 settembre hanno salvato la vita a un anziano caduto nel naviglio Brenta, privo di sensi, tuffandosi in acqua senza esitazione. Il loro provvidenziale intervento, ha commentato il sindaco, ha evitato una tragedia.
Andiamo a Vicenza perché vi raccontiamo di un fine settimana particolarmente colorato. Di solito faccio cose che voglio e altre seguo le istruzioni. Tipo questa l'ho fatta come volevo io. 2 giorni dedicati alle famiglie e al gioco con i mattoncini più famosi al mondo. Il centro storico di Vicenza offre nel fine settimana l'opportunità di stare insieme all'aperto attorno ai tavoli predisposti, lasciando spenti social e cellulari. 2 giornate di eventi in appoggio al centro servizi di volontariato per far giocare gratuitamente le famiglie al Family Brick. Oggi in piazza Duomo, domani in piazza dei Signori. Abbiamo trovato questa bella sorpresa e ci siamo messi qua a giocare. È la terza volta che interveniamo in piazza dei Signori e ormai ci conoscono. Il marchio Family Brick è identificativo di queste gare di montaggio e è un momento in cui le famiglie si dimenticano del cellulare, dei problemi. Infatti noi obblighiamo a chiudere il telefonino per vivere proprio con la famiglia questa unione di un'ora di montaggio assieme. Questo vola? Sì. Ma l'hai fatto da sola? E chi ti ha insegnato? Chi ti ha insegnato a fare queste cose? Tu. Io? Sì. Non ti ha insegnato tuo fratellino? No. No? Sempre da piccolina mi piaceva giocare con il Lego Duplo e dopo ho sempre comprato Lego Friends, mi piaceva distruggerli e dopo costruire nuove cose. Ancora adesso ogni tanto è uno svago, comunque mi piace. Ogni tavolo ha i suoi 10 kg di mattoncini misti e le famiglie partono un tempo di un'ora e alla fine dell'ora devono costruire a tema libero e alla fine dell'ora passa un giudice che premia la costruzione fatta più bella, quindi si tiene conto dell'età, di chi ha partecipato, dell'unione di famiglia, della famiglia che ha giocato assieme e vincono un premio e il diploma di mastro costruttore. Non so, ho visto qua che ci sono un po' delle ruote, quindi penso faremo qualche camioncino, qualche macchinina. Di solito siamo sempre insieme, poi la sua passione sono i Lego, quindi appena abbiamo saputo della manifestazione dell'evento siamo venuti qui per stare un po' pure tutti insieme e approfittarne pure per stare in famiglia. Ecco. Insomma una passione senza età. Adesso per noi c'è il meteo, è tutto dal Veneto, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Il mese di ottobre si apre senza grandi sconvolgimenti, sempre bel tempo e clima mite. Vediamo insieme il dettaglio di domenica. Sul Veneto la grafica ci mostra un ampio soleggiamento, infatti non sono attese piogge degne di nota. Il cielo sarà sereno o al massimo con qualche nube qua e là, ma del tutto innocua. Temperature gradevoli, minime sugli 11-19 gradi, massime tra 24 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Tanto sole, anche qui con cielo poco nuvoloso, qualche addensamento sulla fascia prealpina. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 25 e 26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, prevarrà il sole e il cielo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 13-16 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.